Qual è l'identità di quest'anno, del percorso che farete anche sul nostro territorio? Il concetto principale è proprio l'identità. Quest'anno l'abbiamo attraversata in molti modi a Genova, in piazza San Matteo, che è la nostra sede principale. Adesso andiamo sul territorio del Levante, a Sestri e a Chiavari. Per esempio il 17 di agosto siamo a Sestri Levante con Loriana della Fallaci. È stata una delle giornaliste più importanti del nostro presente e con un culto proprio autorevole dell'identità, della sua personale identità. E quindi abbiamo fatto con un giornalista che si chiama Gianfranco Sansalone un percorso tra le sue interviste, ma anche i suoi scritti, i suoi racconti, i suoi romanzi, insomma la sua autobiografia. Il 20 agosto a Chiavari invece che cosa accadrà e dove? All'Auditorium San Francesco una proposta per i più piccini che c'entra tanto con l'identità. Pinocchio è uno spettacolo per bambini ovviamente, è direttamente gestito da noi come Lunaria Teatro con un attore straordinario che interpreta tutti i ruoli, canta le canzoni più importanti di Pinocchio e muove anche i burattini, tutti i pupazzi e tutti i personaggi. Il 24 agosto l'omaggio a Tenco, dove siamo invece e che cosa accadrà? Siamo a Sestri Levante e lì facciamo uno spettacolo che c'entra tanto con l'identità del cantautorato ligure, genovese, quindi uno spettacolo dedicato a Tenco con l'esecuzione dal vivo di quelle che sono le sue canzoni che sono entrate nell'animo di ciascuno e hanno veramente partecipato a creare un'identità della scuola genovese. Il 25 di agosto si ritorna a Chiavari, questa volta attraversando il percorso letterario di Camilleri. È una proposta direttamente sostenuta dal Comune di Chiavari che l'ha dato aperto al pubblico. È un Camilleri particolare, un Camilleri dedicato al mito, ma sempre con la sua revisione, con la sua ottica di revisione ironica del mito di Ulisse e delle Sirene.